il Vicenza, la squadra di casa che ha perso negli ultimi secondi del match di La Spezia contro una comunque delle favorite del campionato. Vicenza che comunque continua a volare sull'entusiasmo di un ripescaggio avvenuto nei giorni scorsi per via del calcio scommesse, la retrocessione d'ufficio del Lecce in Lega Pro. Vicenza che sul campo era stato retrocesso in Serie C, quella che anticamente chiamavamo Serie C, e che adesso invece potrà rigiocare il campionato di Serie B. Il Cesena invece che deve presto cancellare la delusione di una brutta retrocessione dalla Serie A. Ha perso nel primo match stagionale, in quello che è stato il primo posticipo della stagione, al Manuzzi contro il Sassuolo, una squadra che comunque ha davvero tutte le armi per ben figurare in questa Serie B. È iniziato il match, il Vicenza subito in attacco con il pallone per Gavazzi, l'anticipo di Favalli e poi il rilancio di Nicola Ravaglia. Vedete ritmi alti in questo avvio, le squadre che, come detto, vogliono cancellare lo zero in classifica, soprattutto vogliono cancellare il brutto inizio di campionato, anche se contro due squadre davvero molto attrezzate. L'1-2, ancora il tentativo del numero 7 Gavazzi, che forse va anche a commettere fallo, in ogni caso è stato lui l'ultimo a toccare. Rimane giù Luca Caldirola, ha preso una botta sullo stomaco, questo è l'allenatore del Vicenza Roberto Breda. Ecco qui il rimpallo sfavorisce il Vicenza, botta presa alla coscia per il capitano dell'Under 21 Luca Caldirola. Subito un medico e massaggiatore in campo, e questo è Gavazzi che spiega ai giocatori del Cesena quanto è stato fortuito l'intervento. Gavazzi, ne abbiamo parlato anche ieri durante l'ultima giornata di calciomercato, si è parlato di lui per un possibile arrivo al Catania che poi l'avrebbe girato a un'altra squadra, trasferimento che però non si è concretizzato nelle ultime ore del calciomercato che si è chiuso ieri alle 19. Il Vicenza però potrà continuare a fare operazioni per altri 10 giorni, la decisione della Lega per favorire le squadre che con le decisioni del calcio scommesse hanno avuto cambiamenti notevoli, come il cambio di serie. Vicenza avrebbe dovuto giocare a Lega Pro, è stata ripescata in Serie B e allora avrà 10 giorni di proroga per continuare il mercato. Il pallone controllato da Graffiedi, si ritorna indietro, Cesena che prova la prima sortita offensiva. Vicenza comunque si è rinforzato l'ultimo giorno del mercato, valido per tutte le altre. Si è chiuso ieri alle 19, sono arrivati Plasmati e Pinardi che oggi sono entrambi in panchina. Adesso prova a farsi vedere Minesso, Malonga, il tocco dentro molto buono, il gioco di Dominique Malonga, uno degli ex di questo incontro. Pallone ancora per Minesso, rimpallo, era finito in offside, è il numero 15 del Vicenza. E allora si riparte con il calcio di punizione, telecamere per Mattia Minesso, e questo invece l'arbitro fiorentino Baracani. Ravaglia che ha chiamato Nucci, un altro ex di questo incontro. Il rinvio del portiere che lo scorso anno esordì in un anticipo di campionato alle 18 al Manuzzi contro il Napoli. Con le mani Gessa, l'ex pescarese, cerca Graffiedi in mezzo a tre, non riesce a controllare il pallone, vuole ripartire la Vicenza, non ce la fa. La buona chiusura qua di Brandao che adesso scambia con Caldirola, che si è ripreso sulla sinistra. Favalli, sale lui, non ha nessuno incontro, e allora Iori, uno dei giocatori senza dubbio con più esperienza del Cesena. Ha provato Gessa a servire ancora Manuele Iori senza pensarci troppo. Denis Tonucci che ritorna nel suo stadio, quello che è stato il suo stadio nelle ultime 2 stagioni. La prima appena 10 presenze, lo scorso anno invece titolare, di presenze ne ha collezionate ben 27. Il lancio in avanti per Succi, di testa Succi, buon controllo
di Martinelli. Minesso non riesce ad andare via per il fallo commesso proprio da Denis Tonucci, classe 88, il giocatore pesarese che già aveva giocato con la maglia del Cesena sia in Serie B che in Serie C1 nel 2008-2009. Adesso manovra il Vicenza, pallone per Gavazzi, pallone sporcato che poi arriva dalle parti del vicentino Misuracca. Malunga può attaccare lui, Malunga con il destro, tiro potente leggermente fuori misura, il primo squillo del Vicenza firmato Malunga al 5° minuto, pallone fuori di un soffio. Eccolo qua il destro potente di Malunga, un po' addormentata la difesa della Cesena che non è andata a chiudere, e allora Malunga ha avuto lo spazio per liberare il destro. Il rinvio di Ravaglia, di testa sfiorato da Banelli, non controlla Succi, può ripartire il Vicenza, lo fa dal settore centrale, ottima la sponda di Malunga. Misuracca in mezzo a due, si ferma Gianvito Misuracca, l'apertura per Gavazzi, si avvicina Mustacchio, cerca di dargli sponda, Gavazzi però va da solo, il cross in mezzo e la chiusura di Caldirola in calcio d'angolo. Bene il Vicenza in questo avvio, 6 sul cronometro, altra occasione per la squadra di Breda. Primo piano per Gonzalo Brandao, altro arrivo di quest'estate in casa Cesena che ha praticamente rivoluzionato la propria squadra. Il cross in mezzo, l'arbitro ha fischiato il fallo commesso da Capitan Martinelli che poi di testa aveva messo in rete, il portiere però aveva già sentito il fischio, se dubito sarebbe arrivato su questo pallone. Bravo Martinelli, il pallone molto angolato, l'arbitro però ha fischiato con largo anticipo. Iori, Brandao, ancora Brandao che apre dall'altra parte dove c'è Caldirola, spazio per salire in avanti, ottimo il pallone filtrato per Succi da parte di D'Alessandro, è salito sulla sinistra Favalli, Iori di vicino Tabanelli, Iori si fa soffiare il pallone, Malunga contro la difesa 3 adesso del Cesena, Malunga cerca spazio ancora per il destro, Malunga lo prova, questa volta era coordinato un po' peggio di prima il francese, tiro che non spaventa Ravaglia, non poteva fare molto di meglio perché completamente solo Domenico Malunga, in ogni caso sembra essere in partita. Tonucci in avanti, non controlla Succi, può ripartire il Vicenza, la sponda di Malunga, pallone che Castiglia apre sulla sinistra, ancora Luca Castiglia, pallone arriva dalle parti di Gavazzi, dentro per Minesso, Castiglia, pressato, il Vicenza deve ricominciare. Brighenti, Martinelli in profondità, ha cercato il numero Mustacchio con il tocco di prima, non è riuscito, esce qui l'anticipo a Brighenti, tocco corto e adesso il lancio verso Minesso che però è anticipato dalla buona uscita, in buona scelta di tempo di Ravaglia. Nono in corso, sempre 0-0, ma Vicenza che ha già avuto un paio di occasioni, tutte e due con Malunga. Occhio qui a Succi che prova a portarsi il pallone sul sinistro, lo scarica e poi si prende i fischi delle menti perché c'è tanta potenza ma pochissima precisione per Davide Succi. Eccolo qui, ha fatto tutto bene il trentenne attaccante bolognese che viene da una stagione molto sfortunata con l'infortunio che vi ha fatto praticamente saltare quasi un intero campionato, alla fine ha collezionato 14 presenze e un solo gol, e che adesso ha scelto Cesena per rilanciarsi, anche dopo l'esploit con il Ravenna. Era arrivato in Serie A con la maglia della Palermo, poca
Fortuna in rosanero, e poi Bologna-Padova, adesso Cesena. Rimessa per il Vicenza, Gavazzi per Malongà, Gavazzi, Martinelli, Pisano, sceglie il lancio lungo, un altro ex rosanero, Marco Pisano, che sbaglia completamente la misura. Gessa con le mani, lascia la battuta a Denis Tonucci. Pallone lungo verso Malongà, la sponda che riesce così il rilancio di Castiglia direttamente in out. Denis Tonucci. Lungo per Graffiedi, la palla non gli arriva, adesso Gessa prova a servire Succi. Buono il lavoro in difesa di Castiglia con Brighenti che serve Pinsoglio. Pallone prolungato verso Malongà, ottima la sponda, può partire Castiglia, l'apertura su Minesso, andare a puntare Minesso. Tonucci dentro ancora per Gianvito Misuraka, pallone troppo profondo. Avanza Brandao, portoghese, arrivato in comproprietà dal Parma. Ha bisogno di giocare perché nelle ultime 2 stagioni l'ho fatto molto poco, non solo per cause tecniche. 2 stagioni fa un brutto infortunio al tendine d'Achille del piede destro. Scorso anno poca fortuna, così come a Siena anche a Parma. Adesso anche lui per il rilancio ha scelto Cesena. Brighenti in scivolata, arpiona il pallone, grande intervento difensivo del numero 3 del Vicenza. Riparte Castiglia, in avanti Minesso, ottima la sponda su Misuraka, fa buona guardia qui Tabanelli che poi finisce giù. Bravo Tabo, si sente dalla panchina, 22 anni, ragazzo molto interessante, ha giocato sino allo scorso anno in Lega Pro seconda divisione. Per chi non lo sapesse, questo non è il presidente del Cesena ma il fratello Nicola Campedelli, fratello di Igor. Vi dicevo Tabanelli, Giacomense, Bellaria, Igea, è cresciuto però nelle giovanili del Cesena. Avanza Pisano, in avanti con il sinistro, buona chiusura di Brandao, ma ancora Vicenza, Castiglia. Avanza con il sinistro e il lancio verso Malongà che non prende posizione. Gioco facile per la difesa del Cesena. Si è un po' ripresa la squadra di Campedelli dopo un brutto avvio. Forse c'era ancora lo spettro dello 0-3 subito in casa dalla Sassuolo la prima giornata. Caldirola. Adesso Brandao. Malongà accenna il pressing. Tonucci, passaggio rischiosissimo, infatti Malongà si inserisce sulla diagonale. Mustacchio parte sulla destra, aspetta Gavazzi, poco movimento in avanti, deve fermarsi. Adesso Gavazzi prova lui ad accelerare, sbaglia però completamente il cross. Minesso con il sinistro, qualcosa che era a metà tra un controcross e un tiro. Facile per Ravaglia che è già messo in moto sulla corsia di destra. Graffiedi in mezzo per D'Alessandro, sale Favalli, chiede il pallone in profondità a Marco D'Alessandro, c'è Iori libero in mezzo. Iori carica il destro, non si accorge però dell'arrivo di Misuraka, preziosissimo in difesa. Misuraka, parlavamo di Rosanero, lui in Rosanero c'è stato ma in primavera ha vinto anche un campionato. Gianvito Misuraka, era l'anno 2009 e lui era il capitano della formazione primavera del Palermo che vinse lo scudetto. Eccolo qua, Gianvito Misuraka, tutto fermo dell'Under 21. Malongà, il tocco per Mustacchio, sale Gavazzi, in mezzo ci sono 3 in bianco-rosso, il cross è di testa
Misuraka, Vicenza 1, Cesena 0, al 14esimo la firma di Gianvito Misuraka. Troppo morbida la difesa del Cesena, facile per il Cesena bucarla con il gol di Gianvito Misuraka, tornato dopo il prestito degli ultimi 6 mesi al Grosseto. Qui Gavazzi pennella l'assist, davvero tutti fermi nella difesa del Cesena per Misuraka. È un gioco da ragazzi, metter dentro il gol dell'1-0. Campagnelli deve lavorare parecchio, a mio avviso, sulla fase difensiva, dopo aver visto anche il posticipo della scorsa giornata. Qui Pisano, ottimo l'anticipo. Buon il lavoro di Castiglia. Sale Martinelli, Mustacchio, Gavazzi. Di prima ancora su Castiglia. Martinelli, morbido in avanti, ma in fuorigioco Mustacchio. Baracani qui fa ribattere perché il pallone era in movimento. Qualche parola di troppo detta al secondo collaboratore di Baracani, e l'arbitro fiorentino va subito a redarguire Luca Caldirola. Lancio con il sinistro, di testa, colpi di testa all'indietro per Succi, si è ritrovato sul destro Davide Succi, il pallone del possibile 1-1 lo ha un po' strozzato, l'occasione è nata quasi per caso per un colpo di testa sfiorato all'indietro, in cui Succi va in diagonale ma trova poca potenza. Ancora Vicenza in possesso, dietro per Pinzoio, il rinvio del portiere cresciuto a Torino nelle giovanili della Juventus. Con le mani Favalli, Iori con il sinistro, brutto lancio, facile preda di Capitan Martinelli, e poi il tocco in fallo laterale ancora di Favalli, rimessa Vicenza. E questi sono i tifosi biancorossi. A cercare chiaramente la torre Malonga. Ora il controllo del francese. Gavazzi qui ad occhi chiusi sbaglia completamente il passaggio. Iori prova a far viaggiare Graffiedi, ottimo il lancio. La chiusura di Brighenti. Graffiedi cerca il cross, trova la direzione, sarà solo rimessa con le mani ma rimane in zona d'attacco il Cesena. Primo piano per Mattia Graffiedi. Cross di prima intenzione, si sente la voce di Pinzoio gridare lascia. Di testa Minesso, palla che rimane lì, arriva Di Matteo, si accentra Di Matteo, prova il dribbling fermato all'intervento di Iori. Tabanelli, Gessa, Graffiedi, prova il numero, arriva il fallo di Brighenti, netto il fallo, ci sta il calcio di punizione. Brighenti poi se la prende con l'avversario, reo secondo lui di aver un po' evidenziato gli effetti della caduta. Le proteste anche di Iori in qualità di capitano. Gessa, Tonucci, pallone che arriva dalle parti di Favalli, il tocco dietro per Caldirola. Altro lancio in avanti, prova ad arrivarci Graffiedi, la chiusura di Brighenti in orizzontale però costringe Gavazzi a tornare indietro e poi a rilanciare. La grande ancora palla al Cesena, Favalli al cross verso Succi, la sponde per Graffiedi. Prima ad arrivare però è Misuraka, prezioso anche in questo caso in difesa. Gessa prova il cross, Pisano mette fuori. Di Matteo forse con un braccio, senza forse,
L'arbitro ha visto il fallo Di Matteo, che è arrivato proprio ieri alla Vicenza, definitivo nel trasferimento dal Palermo ai biancorossi. È tornato Di Matteo dopo essere stato già in biancorosso dal febbraio 2010 al giugno del 2011. Chiama lo schema Manuel Iori. Partono tutti da fuori area. Ecco il cross, Pinzogli accenna soltanto l'uscita, il colpo di testa, palla che va a finire lontanissimo. Provato Caldirola, pallone in curva. Pallone deviato da Gessa in fallo laterale. Indicazioni di Breda. Di Matteo dietro. Brighenti. Apertura di Castiglia per Di Matteo. Si fa vedere Malongà. Di Matteo sceglie di partire in solitaria. Prova a passare. Vuole un po' troppo dal suo dribbling. Tabanelli. Senza rischiare, Tonucci dietro per Ravaglia. Caldirola. Brandao. Tonucci, adesso Gessa. Dentro per D'Alessandro di prima, il passaggio verso Succi. Era una grande idea. Di certo non manca la classe a Marco D'Alessandro. Vuole ripartire Gavazia, lotta tra i due numeri 7, alla meglio quello biancorosso, Misuraka. Sale sulla sinistra Di Matteo. Castiglia, altro giovane di casa Juve. Di Matteo all'indietro con il Vicenza che vuole tutto tranne che si possano alzare i ritmi. Gessa in avanti, praticamente ad occhi chiusi, perde la difesa delle Vicenza e può ripartire adesso con Castiglia, Minesso, Castiglia, Misuraka. Mustacchio, Gavazzi, Martinelli. Pisano attaccato, preferisce tornare da Pinzoglio. Intanto in vantaggio l'Ascoli sul Bari grazie al gol di Vasco Faisca. In vantaggio anche il Cittadella sul Grosseto, ha segnato Ciancio. Avanti il Sassuolo con Berardi nel pomeriggio 2-2 tra Novara ed Empoli. La Serie B si chiuderà lunedì con il posticipo molto interessante, quello dell'Ardenza di Livorno, tra Livorno e Padova. Giallo per Manuel Iori, primo ammonito del match. Minesso di testa, dove cerca la sua qualità migliore. Occhio al Vicenza, il cross ancora per l'inserimento, questa volta era stato Minesso, il Cesena deve concedere il calcio d'angolo. Castiglia, il cross basso messo fuori dalla difesa delle Cesena, che prova a organizzare una ripartenza, non ci riesce. In velocità Mustacchio, fa anche a sportellate Gavazzi, l'inserimento di Castiglia e il cross per Malongà, diventa un assist, anticipato Martinelli.
Adesso Graffiedi. Il lancio per lo scatto di D'Alessandro. Prova a partire, altro duello tra i 2-7. L'arbitro fischia un calcio d'angolo, quindi non ha dato il fallo a Gavazzi. Si ripartirà con un corner. Ecco qui il contatto. In effetti non mi sembra di vedere un fallo subito da Gavazzi. Giusta a mio avviso la decisione di Baracani. 25esimo in corso, 1-0 Vicenza. Mentre Gavazzi ha bisogno dell'intervento dello staff sanitario del Vicenza per un problema alla caviglia sinistra. Sembra molto dolorante il numero 7, mentre avrete sentito la contestazione dei tifosi di casa verso la proprietà dei Cassingena. Io credo abbia messo da solo la caviglia sinistra male quando cercava di prendere il pallone, credo una distorsione. Cambio. Non ce la fa Gavazzi a continuare, ha chiesto il cambio. Molto dolore per Gavazzi che non ce la fa a continuare. Brutta perdita per il Vicenza, che deve rinunciare a un giocatore importante, uno al quale peraltro la squadra si affidava parecchio. E Alex Pinardi è pronto a entrare. O meglio sarà lui a prendere il posto di Gavazzi, nonostante nessun allenamento praticamente di Pinardi con il Vicenza. Breda si affida a lui, si fida della sua esperienza. Il cross troppo profondo per Succi, facile per Pinzoglio. Proprio si tratti di una distorsione per Gavazzi. Pronto a entrare quindi Alex Pinardi. Iori. Adesso D'Alessandro. Può puntare D'Alessandro, le tocca in avanti per Graffiedi, la rovesciata di Graffiedi, facile per Pinzoglio, una bella idea. Tipo però uscito debole dal destro di Graffiedi. Ecco il cambio, ma la palla chiaramente deve uscire dal rettangolo di gioco. Che pensa Pinzoglio per ristabilire la parità numerica. Fuori Gavazzi e quindi dentro Alex Pinardi. Classe 80. Tra 4 giorni compirà 32 anni Alex Pinardi, che è ritornato alla Vicenza dopo la mezza stagione dello scorso campionato. Lui che ha giocato con le maglie di Novara, Cagliari, Modena, Lecce e Atalanta, lì dove è cresciuto calcisticamente. Di Matteo in avanti per Misuraka e il tunnel di Misuraka, che poi per liberarsi di Tonucci commette fallo. Caldirola, D'Alessandro, Caldirola, Tonucci. Largo Tabanelli, mentre le telecamere vanno a cercare Davide Gavazzi. Ora Gessa. Si accentra l'ex Pescara, morbido in avanti, anticipato l'ottimo colpo di testa di Pisano. Graffiedi. Iori in zona di Matteo, che sceglie di spazzare il più lontano possibile. Insegue il pallone Favalli. Mustacchio glielo sporca, Favalli lo recupera. Caldirola, Brandao, Tonucci lascia sfilare verso Gessa.
punta, si accentra, classico movimento, poi Succi, ancora Gessa a scontrarsi con Brighenti, lo guarda male, al limite dell'ostruzione. Graffiedi, Gessa, questa volta sceglie il cross, Pisano. Tabanelli, Iori la butta in mezzo, esce Pinsoglio, facile per lui. Eccolo qui Nicola Campedelli, prima esperienza per lui in Serie B. Brighenti, Pisano, Castiglia, Martinelli, Pisano si fa vedere, Castiglia. Martinelli però preferisce il lancio preda di Caldirola, che deve mettere in fallo laterale. Pensieroso Breda, Martinelli, anticipo ottimo di Tonucci, ma ancora Vicenza, pallone filtrante fermato da Caldirola, ancora Vicenza, il cross di Pinardi per Malonga, un gol fantastico, il 2-0 di Dominique Malonga, al volo con il destro, al terzo tentativo il francese fa gol, Vicenza 2, Cesena 0. Ma che gol di Malonga! Un occhio in mezzo, il cross di Pinardi, Malonga in mezza rovesciata, nulla da fare per Ravaglia, ancora gol Vicenza, il Cesena adesso sotto 2-0. Mamma mia che gol! Si è fatto subito sentire l'ingresso di Alex Pinardi, l'assist è il suo, il gol di Malonga, due tentativi da fuori, qui si coordina benissimo e fa centro il Cesena. In questi 32 minuti abbiamo visto soltanto un morbido tiro di Succi arrivato su un colpo di testa di un giocatore del Vicenza sbagliato all'indietro, come dire che Campedelli non deve registrare solo la fase difensiva. Gessa prova a scuotere i suoi. Tabanelli che è esordito però 5 giorni fa in Serie B, nel posticipo di lunedì sera, con la mani Tonucci. Colpo di testa di Graffiedi, sul secondo palo non arriva nessuno e Mustacchio, per non rischiare, mette in calcio d'angolo. Sembra furente Campedelli, lo schema di Iori, si muove Tonucci sul primo palo, la palla è sul secondo, Pinsoglio riesce a anticipare Tabanelli. Dalla bandierina Gessa, batte lui, esce Pinsoglio, ci mette le mani ancora per allontanare. Alessandro prima di arrivare sul pallone, spinto da Minesso, insieme a Pinardi. Pallone sporcato in fallo laterale, arriva Tonucci. Graffiedi, Gessa cerca il fondo, finisce giù, non c'è nulla, solo rimessa per il Vicenza.
pallone lungo verso Malongà, la sponda che riesce così, il rilancio di Castiglia direttamente in out, con le mani Tonucci. Succi non controlla, recupera Pinardi, adesso sale velocissimo Mustacchio, va a puntare Favalli, pallone ribattuto in fallo laterale. Mustacchio è andato a prendere il posto sulla fascia destra di Gavazzi e Pinardi fa praticamente il trequartista, in fase non possesso uno dei 5 centrocampisti del mezzo destro. Il cross di Misuraka, testa di Caldirola, esce Tabanelli, pallone per Favalli, Caldirola in profondità con il mancino, fermato Graffiedi che poi prova a inseguire il pallone, ci arriva Pisano, che rischio, dribbling lì, comunque riesce l'ex giocatore di Torino e Palermo. Eccolo ancora Marco Pisano, ha preso palla con le mani e per questo Baracane ha fischiato il fallo. Sorriso ironico di Mustacchio. Non riesce nemmeno in questa occasione il Cesena a organizzare un'azione. Pinardi in profondità per Malongà. Buona la chiusura di Brandao, poi riesce anche a far carambolare il pallone sul francese. Favalli, Pinardi commette fallo. Gessa, Succi, fermato dalla scivolata di Brighenti, che poi si scontra con Succi involontariamente. Matteo per Brighenti. Avanza Capitan Martinelli, 8 stagioni per lui con la maglia biancorossa. Pinardi, il lancio verso Malongà, grande aggancio di Malongà. Misuraka, Malongà, carica il destro Malongà, trova il muro di Tabanelli, va a riprendersi il pallone per il francese. Applausi per lui. Castiglia, Pisano, Brighenti, lancio morbido, pallone sputato fuori dalla difesa del Cesena, non controlla Graffiedi, va a lottare anche adesso ma non ce la fa. Vicenza in pieno controllo del match. Martinelli per Mustacchio, Pisano. Questi tifosi della curva biancorossa. Di Matteo, Castiglia, Pinardi viene incontro a prendersi palla. Di Matteo, Misuraka con il tacco, adesso da Alessandro, arriva veloce Favalli, prova a partire da Alessandro, ci riesce, salta un uomo da Alessandro in mezzo all'area con il destro, la parata di Pinsoglio, la fiammata di D'Alessandro. Credo abbia pensato qui
Provo a svegliarli io i miei compagni. Dribbling e tiro secco con il destro, bravo Pinsoglio, ma bravissimo D'Alessandro a crearsi tutto da solo un'occasione gol. Martinelli per Mustacchio, lancio lungo per Malonga, fuori gioco. E qui i tifosi del Cesena che hanno affrontato la trasferta in Veneto, che fino ad ora non possono per niente essere soddisfatti. Il rinvio di Castiglia verso Malonga, stacca più alto di lui Caldirola. Ora Brandao verso Ravaglia che spazza lontano, stacca Graffini, non trova il pallone, senza facile con Castiglia per Di Matteo, prova a partire rischiando un po', scontro con Graffini ma solo rimessa con le mani, per cui Luca Di Matteo, cresciuto nelle giovanili del Pescara, si pensava potesse diventare un crack, era uno alla destra con grande facilità di dribbling, non è mai esploso però. Qui testa contro testa, l'arbitro ha il dovere di fermare il gioco. Nulla di particolarmente grave. Eccolo qui lo scontro tra Misuraka e Tonucci. Luca contro Zigomu. Autore del primo gol Gianvito Misuraka, ragazzo palermitano del 90, dal novembre del 2010 nel giro dell'Under 21 grazie a Ciro Ferrara. Under 21 che adesso è guidata da Davis Mangia. Adesso Iori, sale Favalli, si fa vedere D'Alessandro, Favalli però torna ancora da Iori. Tonucci, pressione offensiva del difensore che addirittura prova il tiro da 50 metri. Adesso di testa Tabanelli, Iori, Tonucci, Brandao, Tonucci, Tabanelli al cross anticipato da Alessandro, alto traversone in mezzo, facile per Pinsoglio con Succi che si è scontrato, è espulso Succi, Brighenti giù, ha preso un colpo da Davide Succi, l'arbitro Baracani ha visto tutto, è estratto il rosso, Cesena in 10. Rosso diretto di Brighenti, non ha avuto di Baracani, scusate, per Succi. Qui si vede soltanto la parte finale. Tra poco la regia ci farà vedere ancora una volta quello che è successo con Brighenti che manda a quel paese Succi. E qui è sin troppo facile interpretare le parole di Campedelli. Mettiamoci 4-4-1 per il Cesena, gara che si fa ancora più dura. Rosso per Succi per un colpo a palla lontana. Cesena in 10 dal 43esimo. Indicazioni da adesso anche Breda. Vicenza che ha il triplo vantaggio, il doppio dal punto di vista del risultato, quello numerico di poter giocare con un uomo in più
peraltro in una fase come inizio stagione è un vantaggio ancora più evidente. Il Bosu Graffiedi, che era finito nella morsa di 4 giocatori biancorossi. Calcio di punizione, c'è Iori, c'è anche Tabanelli vicino al punto di battuta, chiedono il rispetto della distanza. Pinzoglio che chiede a Gianvito Misuraka di sistemare la barriera. Lo mette 4 Pinzoglio. Caldirola con il sinistro, Tabanelli con il destro, c'è anche l'opzione cross. Tabanelli invece va in porta, pallone alto. Camera per Caldirola, ma ha tirato chiaramente Tabanelli. Quattro minuti di recupero. L'invio di Pinzoglio. Di Matteo con le mani. Chiede palla Pinardi. Di Matteo lungo. Malonga spizza. Misuraka in ritardo su Tonucci. Il rinvio di Pisano, sporco ma efficace. Misuraka, un po' di spazio, non serve Minesso perché è in offside. Lo fa adesso, lo trova comunque in fuorigioco. La posizione di Brandao mi lascia qualche dubbio. Gessa indietro per Tonucci. Caldirola, quindi Brandao. Iori dentro per D'Alessandro. Tabanelli. Gessa. Lo sdeviato in foro laterale. Finiti praticamente 2 dei 4 di recupero. Il cross in mezzo anticipato Graffiedi. Iori prova ad alimentare l'azione offensiva, il Cesena lo fa con Favalli sulla sinistra per D'Alessandro. Poi andrà l'1 contro 1, Alessandro ne salta uno, non il secondo, è Martinelli che con esperienza argina D'Alessandro sino a un certo punto, poi lo mette giù ed è calcio di rigore. Giallo per Martinelli, ha allargato il braccio, secondo Baracani ha fatto un fallo passibile di calcio di rigore. Ne stanno succedendo di tutti i colori qui al Menti. Evidentissimo non è il fallo, il tocco c'è sicuramente, adesso lo rivedremo. Occhio, qui Martinelli ruba il pallone, poi sì, c'è la trattenuta di maglia. Fiscale, ma rigore ci può stare. Rigore che potrebbe riaprire il match. Lo va a battere Mattia Graffiedi. Graffiedi contro Pinzoglio. Batte Graffiedi. La palla in rete, il Cesena accorcia le distanze. Il 2-1 al 48esimo. Spiazzato Pinzoglio. Il primo gol in campionato del Cesena. Lo segna Mattia Graffiedi. Il fallo di Martinelli su D'Alessandro, il calcio di rigore ben trasformato da Graffiedi.
Partita che nel punteggio si riapre. Adesso il Vicenza ha un gol di vantaggio, ma anche un uomo di vantaggio. Gioca in 11 contro 10. È arrivato anche il primo giallo in casa biancorossa. Martinelli era stato ammonito nel corso del primo tempo. Dall'altra parte anche Emanuele Iori. E allora finisce il primo tempo, davvero divertente. Il 2-1 al Menti per il Vicenza, in gol Misuracca e Malongà per il Cesena. Accorciato la distanza Graffiedi. Il Cesena però è in 10. Super spot. Rientra il Vicenza, rientra la terna arbitrale. Tra poco allora sarà la ripresa di Vicenza-Cesena. Vedete le cifre dell'arbitro fiorentino Leonardo Baracani. Decisioni ne ha dovute prendere nel corso del primo tempo, dall'espulsione di Succi al rigore per il Cesena, rigore fiscale, ma c'era l'espulsione. Non siamo riusciti a capire bene quale fosse il colpo che ha visto Baracani. Credo che adesso Iori stesse parlando proprio di questo con il direttore di gara. Mimava una gomitata. Di certo Baracani è lì vicino, di certo Succi non ha protestato più di tanto, di certo nessun giocatore del Cesena ha protestato. Tutti segnali che mi lasciano capire come è probabile che Succi si sia lasciato andare ad un momento di nervosismo. È ricominciato il secondo tempo, non ci sono cambi, si riparte così come i primi 45 minuti con il Cesena schierato inevitabilmente con il 4-4-1-1, anzi con il 4-4-1. In 10 in porta c'è Pinzoio, in porta c'è Ravaglia, in difesa Tonucci, Brandao, Caldirola e Favalli. A centrocampo Gessa, Tabanelli, Iori ed Alessandro. In avanti il solo Graffiedi. Dall'altra parte il 3-5-2 disegnato da Breda con Pinzoio in porta, Martinelli, Pisano e Briganti in difesa. A centrocampo Gavazzi fuori per infortunio, a destra c'è Mustacchio con Pinardi, Castiglia e Misuracca insieme a Minesso a centrocampo. In avanti Di Matteo e Malongà. Lancio di Tonucci per cercare Graffiedi, la sponda di testa che non trova però maglie bianconere. Può ripartire Mustacchio. Avanza l'ex giocatore dell'Ancona, la fascia completamente libera, arriva sino alla tre quarti avversaria, salta facilmente Favalli, cerca il fondo Mustacchio, ingresso in aria, cross basso, ci mette Ravaglia le mani e poi Minesso ha avuto sulla testa il gol del 3-1, mandato fuori. Impassibile Breda, ecco cosa è successo. Di fatto con il petto Minesso non è riuscito a deviare, non era facile. Ingenuità anche qui del Cesena, c'era praticamente una fascia libera e Favalli che si è fatto puntare e superare facilmente. Tabanelli prova il controllo, Minesso gli strappa il pallone, adesso Misuracca mette ordine, apre sulla destra dove c'è Mustacchio, adesso Castiglia, apertura sulla sinistra dove c'è completamente solo Di Matteo. Misuracca, Pinardi all'esterno verso Di Matteo, in mezzo c'è Malongà, occhio a lui, il cross è per Minesso, stacca Brandao. Castiglia prova a girarsi, pallone rubato, giocatore del Cesena che rimane giù, adesso sono due giocatori del Cesena a rotolarsi per terra, parte Gessa velocissimo, inseguito da Pinardi, Gessa cerca l'ultimo dribbling, in mezzo non c'è nessuno, riesce il cross, una corsa un po' a vuoto, quella dell'ex giocatore del Pescara. E qui vediamo se l'arbitro accontenterà Campadelli che ha detto ammoniamo no. La palla era uscita nel frattempo, la risposta è no, perché l'arbitro non ha estratto alcun giallo. Sale Martinelli. Sulla sinistra Misuracca, cerca spazio per il cross, lo effettua verso Pinardi, non sfrutta l'errore di Favalli.
Ecco il cross di Mustacchio direttamente sul fondo. In avanti la Reggina contro la Provercelli. In avanti lo Spezia Verona. Il Modena in vantaggio a Gubbio contro la Ternana. Il 2-0 del Sassuolo sul Crotone. Berardi e Pavoletti. Un gol anche contro il Cesena. Pavoletti, il gol che aprì il match di lunedì. 0-0 tra Lanciano e Varese, tra Brescia e Juve Stabia. In vantaggio l'Ascoli sul Bari. Avanza Mustacchio, cross sporcato Ravaglia. Mentre in Serie A 1-1 tra Bologna e Milan nell'anticipo di questa sera. Gol entrambi su calcio di rigore, prima Pazzini e poi Diamanti. Tonucci si fa vedere da Alessandro. Tonucci prende il centro del campo, sale Favalli, il tocco dell'ex cremonese verso Iori, ancora Favalli, si accentra anche lui, in pochi cercano il fondo. Iori, Tabanelli, ha un muro davanti. Iori, morbido Pisano nonostante la chiamata di Pinzoglio. Minesso, tocco dietro. Castiglia, Di Matteo, parte sulla fascia Di Matteo, viene fermato. Trattenuta di Tabanelli. Mustacchio, buono è il movimento di Pinardi, il cross immediato. Ravaglia ha tagliato solo il primo palo Malongama, è arrivato leggermente in ritardo. In avanti il pallone per Graffiedi. Il giocatore finisce giù, si tratta di Gessa, non c'è fallo. Pinardi, largo Mustacchio, il cross basso, Ravaglia ci mette una mano e poi Tabanelli che prova ad organizzare l'azione di rilancio. Riparte il Cesena. Minesso, Mustacchio, Pinardi, Misuraka, Mustacchio, possesso palla è quello che cerca e chiede Breda. Minesso, il tiro da lontanissimo. Ravaglia questa volta non ha alcuna difficoltà. Pinardi ha provato, non ha sorpreso il portiere del Cesena. 8 sul cronometro, sempre 2-1. Il tiro invece era di Castiglia. Iori, a destra c'è Tonucci,
Pinardi dentro il pallone per Malongà, finisce giù. Vediamo cosa decide Baracani. Nulla, tutto regolare. Infuriati sulla panchina del Vicenza, volevano l'espulsione di Tonucci. Il contatto da questa inquadratura sembra esserci. E qui Baracani che si avvicina minaccioso alla panchina del Vicenza. Gessa è rimasto giù. Eccolo qui ancora, occhio, occhio. Non è chiaro il tocco. La sensazione che mi lascia è che ci sia stato. L'arbitro forse ha evitato di essere troppo severo. Con il Cesena. Si riprende con la rimessa laterale, Mustacchio con le mani e Pinardi che restituisce il pallone al Cesena. E rinvio lungo verso Graffiedi, stacca Brighenti più in alto da Alessandro. Iori va a lottare in mezzo al campo, finisce giù Misuraka e il calcio di punizione è per il Vicenza. Qui il contatto e qui c'è il cambio. Entra Gianluigi Bamonte, prende il posto di Tonucci al 12°. Entra il 28enne Gianluigi Bamonte, arrivato dal Bellaria, così come il suo allenatore. E il suo esordio in Serie B, che ha trascorso praticamente tutta la carriera in Emilia Romagna tra Cesenatico, Cervia, Riccione, Faenza. Ha giocato però anche nella Trizium, la squadra di Trezzo sull'Adda, stagione 2007-2008. Il suo allenatore era Davis Mangia. Testa Brandao da staccare sulle spalle di Malongà. Chiede palla che riceve Pinardi, poi però non riesce a controllarla. Iori apre sulla destra dove sale Bamonte. In profondità lo scatto di Gessa, in 2 contro di lui, grande scelta di tempo di Brighenti. Mustacchio, spazio davanti a sé, solita sgroppata sulla fascia. Mustacchio si allarga, adesso cerca il fondo del campo, raddoppio di marcatura su di lui. L'ultimo a toccare, il giocatore del Cesena, sarà rimessa con le mani.
Occhio al cross di Mustacchio, di testa a mettere fuori Bamonte. Ha buttato il pallone in mezzo, grande intervento acrobatico di Iori. Non è Pinardi che poi altrettanto le acrobazie riesce a mantenere il pallone in campo. Castiglia carica al sinistro, Castiglia, Pinzoglio, anzi scusate, Ravaglia. Guarda il cronometro Breda, D'Alessandro, si accentra D'Alessandro, salta un uomo, finisce giù, calcio di punizione. Pure pieno meritato per Brighenti, ottima partita la sua. Sul pallone Manuel Iori. Andrà l'ex Chievo e Livorno. Il cross di Iori, il pallone messo fuori, il colpo di testa di Pinardi, ancora Cesena però, altro pallone in mezzo, Mustacchio in difficoltà, pallone regalato a Tabanelli, Pinzoglio ci mette le mani. L'errore di Mustacchio, pallone sporco di Tabanelli, ma comunque stava andando in porta. Occhio al cross, Pinardi ancora lui a metter fuori, Favalli rimette in mezzo all'aria, giocatore a terra, anche Iori finisce giù, poi il tiro di Graffiedi con il sinistro, ancora Pinzoglio, il Cesena adesso si mette a pressare. Pallone rinviato, preda di Brandao che per non rischiare torna da Ravaglia. Tabanelli, Iori, Favalli, Graffiedi, D'Alessandro, Favalli, c'è spazio per il cross, l'effetto, Favalli non ci arriva, mette fuori la difesa del Vicenza, ma ancora Cesena. D'Alessandro, il dribbling di D'Alessandro che passa in aria, D'Alessandro con il destro, l'esterno, Misuraca spazza. Riparte Pinar, anzi Minesso, aspetta l'arrivo di Malonga, il pallone per il francese, ingresso in aria, cerca il tocco dopo aver fintato il tiro, pallone però che non passa. Ottimo l'intervento di Tabanelli, Iori dentro per Graffiedi, splendido l'intervento in difesa di Martinelli, ma c'era fuori gioco. Occhio a Malonga, prova il tiro Brandao, ammorbidisce. Conclusione del francese, autore del gol del 2-0, peraltro bellissimo. Cesena con Gessa, adesso Bamonte, D'Alessandro, spazia un po' non solo sulla fascia sinistra, adesso il numero 7, Lucro che si sta prendendo la squadra sulle spalle. Favalli, D'Alessandro, Favalli, Brandao per Favalli. Arrivato in prestito
canestro dalla Cremonese. Qui c'è il tocco di Martinelli nel fallo laterale, sta per entrare Gianni, bisogno di un uomo fresco Breda, vediamo chi farà uscire. Si alza il numero 27, quindi fuori va Di Matteo, cambio abbastanza difensivo per il Vicenza. Il Vicenza sostituisce il numero 27 Di Matteo con il numero 13 Gianni. Cambia poco dal punto di vista tattico, nel senso che Gianni andrà a prendere il posto sulla fascia sinistra che era di Di Matteo. Gianni però ovviamente ha caratteristiche molto più difensive rispetto a Di Matteo. D'Alessandro, il dribbling, costretto a centrarsi, si appoggia su Tabanelli, largo Gessa, arriva Bamonte che è il più fresco del Cesena in sovrapposizione, tocco dentro per D'Alessandro leggermente troppo lungo. Travaglia per Brandao. Largo Favalli, 21esimo in corso. Brandao, Iori, Caldirola apre su Bamonte. Tabanelli deve lottare e alla fine riesce lui a tenere il pallone. D'Alessandro, morbido per Tabanelli, crolla, forse stanco, recupera palla Graffiedi. Tabanelli ci mette un piede, sembra stanchissimo. Ex centrocampista della Giacomense. Pinardi apre il piatto del destro per servire Mustacchio. Ancora Alex Pinardi. Il lancio morbido verso Minesso, buca l'intervento Bamonte. Minesso, ecco il cross, prova ad arrivarci Misuraka. Favalli è più lesto di lui. D'Alessandro per Iori. Prova il lancio lunghissimo, una gran palla quella di Iori per Gessa, che fa un movimento abbastanza prevedibile, permettendo a Gianni di intervenire. Tabanelli. Perde un po' di tempo Tabanelli, va a commettere fallo, non secondo Baracani. Si continua con la palla spazzata in zona Malunga, anticipato da Favalli, sbaglia il controllo Brandao, regala palla a Misuraka che fa partire sulla destra Mustacchio. 3 contro 4, Mustacchio cerca il fondo, prova adesso un altro cross come in precedenza, ma anche in questo caso direttamente sul fondo. Finisce giù, l'arbitro non fischia. Gessa, Pinardi attacca centralmente, si allunga un po' troppo e il pallone Alex Pinardi, lo ferma Tabanelli. Vedete, davvero sfinito, crampi per lui. Fallo subito e qui Tabanelli proprio non ce la fa. Si vedeva anche qualche minuto fa in chiaro debito d'ossigeno, adesso crampi. Intanto c'è un altro cambio nel Vicenza. Entra Gian Donato. Classe 91.
prende il posto di Minesso. E quindi al 24esimo altro cambio in Casa Vicenza. Tanto un cambio in Casa Cesena. Mette un po' di qualità nel centrocampo il Vicenza con Emanuele Giandonato, il giocatore di proprietà della Juve, in prestito al Vicenza lo scorso anno al Lecce, presenza in Serie A. Esordito proprio con la maglia bianconera, stagione 2009-2010, Giandonato, nel match di Livorno del 6 febbraio 2010, qui fermato nel fuorigioco del Vicenza con le proteste del pubblico del Menti. Il lancio in avanti, troppo corto per Malongà, buca l'intervento Brandao, può andare all'1 contro 1 Malongà contro Caldirola, prova a sorpassarlo, non ci riesce. Graffiedi con il tacco, il tiro con il destro che non preoccupa granché Pinsoglio. Gessa però da lì poteva fare solo questo, è rimasta la palla un po' troppo indietro, non è riuscita a dare granché forza al pallone. 26esimo, sempre 2-1 Vicenza, il Cesena però che sembra tutt'altra squadra rispetto al primo tempo, e dire che è in inferiorità numerica. Intercetta Misuraka, autore del gol dell'1-0. Tentativo di cross, probabilmente cercava una deviazione Gianni, non trovata. Sale Favalli, infatti tanti di chilometri anche lui. Iori, Tabanelli, Campidelli proprio non lo vuole far uscire nonostante davvero si mette a distanza come difficoltà corre. Malongà, la sponda per Mustacchio, dietro Martinelli, Pisano, Castiglia. Misuraka, Pinardi, morbido in avanti il lancio per Malongà. Brandao protegge l'uscita di Ravaglia, riparte Caldirola, Iori, Tabanelli. Parte centralmente Iori, non lo molla Giandonato che va a commettere fallo, giallo per lui. Dopo 3 minuti all'ingresso, Giandonato già sul taccuino dell'arbitro. Lista dei cattivi però. Gessa non riesce a passare per l'intervento di Gianni. Favalli, largo, c'è D'Alessandro che prova a ripartire, Martinelli ci mette il piede e via in fallo laterale. L'inseguimento del pallone Favalli, non lo molla Mustacchio, la rimessa per il Cesena. Avanti morbido per Graffiedi, ha speso tantissimo soprattutto quando Cesena è rimasto in 10,
ancora fiato da Alessandro per Graffiedi, carica il destro Graffiedi, chiude troppo, palla sul fondo. È stata una deviazione, però il tiro era comunque abbondantemente fuori, toccato però con il tacco involontariamente un giocatore in bianco-rosso. Per questo il calcio d'angolo, il 29esimo. Occhio chiaramente ai centrali, occhio a Brandao, occhio a Caldirola. Ecco il cross lunghissimo, deve inseguire il pallone proprio Luca Caldirola. Non deve uscire, non deve uscire. Colpo di tacco, pallone però controllato solo per un attimo da Gessa. Può ripartire il Vicenza con Misuraka, alza la testa, vede il movimento lì vicino di Pinardi, Malongà è troppo distante. Pinardi, grande possesso del pallone, l'apertura di prima intenzione di Castiglia su Mustacchio che arriva veloce, alto cross deviato per metterci la testa Malongà, ci mette prima di lui però Gonzalo Brandao. Favalli, Graffiedi, scivolata Martinelli, Graffiedi a terra, regala però il pallone seppur involontariamente a Mustacchio. Giandonato, Malongà, Misuraka, stanchissimo Mustacchio sulla fascia destra, anche lui ha corso per due. Adesso prova ad abbassare notevolmente il ritmo, ma c'è tanta stanchezza in campo dopo 75 minuti. Il pubblico di Vicenza grida di volere questa vittoria. Ancora lunga la strada, nonostante il Vicenza sia avanti. Pinardi, doppio dribbling e Pinardi, poi si scorda il pallone, Misuraka, morbido per Malongà, il dribbling Malongà, la maglia in calcio d'angolo. Al limite qui, per questo non si è battuto il corner. Altro cambio in casa Cesena dopo quello che ha portato in campo Bamonte per Tonucci. Intanto calcio di punizione, Iori sul pallone. Il cross di Iori sul secondo palo, c'è Caldirola tutto solo, Caldirola un po' indeciso sul da farsi, il cross con il sinistro a rimorchio Iori che di testa prova, diventa un assist, Pinsoglio e poi Giandonato spazza lontano. Iori l'esterno per D'Alessandro, costretto a allontanarsi dall'area, poi sbaglia il controllo Gessa e il lancio lungo per andare contro Malongà, arriva prima il portoghese. Eccolo il cambio, ecco il francese De Frel fare il suo ingresso in campo. Il posto di Favalli che ha corso davvero tantissimo. Grégoire De Frel, entra il francese classe 91, per lui esordio in B. Alessandro qui non riesce a fermarlo Castiglia, nemmeno trattenendolo per la maglia. Gessa
il cross morbido sul secondo palo, stava per arrivare proprio De Frel. Gian Donato sono i due più freschi. Martinelli al rinvio. De Frel, tocco dentro per Iori, D'Alessandro, Tabanelli, sale Bamonte, Tabanelli, Iori, fallo subito da Gianvito Misuracca, calcio di punizione. Un po' ingenuo per la zona di campo, serve soltanto a far rifiatare la squadra avversaria, che peraltro è in vantaggio in gol e di un uomo. Mustacchio, Malongà con il tacco per Gian Donato, come si è accorto subito del movimento di Pinardi, si accorge però di quello di Malongà, il cross in mezzo deviato, spazza Bamonte. Regalato il pallone a De Frel che riparte, non velocissimo il francese che vince 2 rimpalli, il terzo ci mette la gamba, finisce anche col farsi male. Rimessa però per il Vicenza. Il fallo di Brandao che subisce anche il giallo. Le grida di Ravaglia. Mustacchio sul pallone, il cross al 36esimo arriverà da destra. Arriva corto perché Mustacchio, come Tabanelli, davvero stanchissimo. Qui si fa saltare nettamente ad Alessandro, che invece ha ancora lo spunto, la forza per dribblare, per scattare, anche per rialzarsi subito e praticamente giocare da terra un pallone. La rimessa per il Cesena. De Frel, morbido su Graffiedi, vede il possesso come ora di noti, la supremazia del Cesena. Siamo tempo davvero un'altra squadra. Malongà, irregolare la posizione, ma tanti dubbi. No, invece c'è. Pareggiato il Bari d'Ascoli 1-1. Leighton Dos Santos il marcatore, accorciato le distanze Grosseto a Cittadella, perde 2-1. Pareggiato il Verona in casa con lo Spezia. Juanito Gomez il marcatore, Regini in vantaggio sulla Provercelli grazie a Fischnall. 1-1 tra Lanciano e Varese, sempre in vantaggio il Modena a Gubbio contro la Ternana del Distanco. Il cross tra le mani di Pinzoglio. In Serie A invece il Milan è avanti a Bologna 2-1, doppietta di Giampaolo Pazzini. Campadelli con i suoi collaboratori sta per scegliere probabilmente il terzo cambio, conosciuto sulla destra l'ex arbitro Fiorenzo Treossi, adesso team manager del Cesena. Misuracca messo giù, calcio di punizione. Baracani ancora una volta vicinissimo all'azione.
seguito da De Frel, bravo però Mustacchio a mantenere il possesso, se la trascina fuori, comunque la perde, infatti la palla aveva oltrepassato la linea. Cambio. Brandao. Pinardi, palla che non passa. Tavanelli per Iori. Graffiedi. Tavanelli. Un po' di spazio per avanzare centralmente, vede il movimento di Graffiedi, prova a servirlo di testa Pisano che poi con calma serve Martinelli. Bamonte, Graffiedi, spara alla porta, il tacco per Bamonte, bravo Martinelli a leggere le intenzioni dell'attaccante del Cesena. Adesso Gianni spazza non lontanissimo, Misuraca attaccato da dietro. Subisce fallo, calcio di punizione, intanto i gol del Milan diventano 3. Diventano 3 anche quelli di Pazzini. Fuori Brandao. Dentro Turchetta e quindi davvero si gioca il tutto per tutto adesso, come normale che sia. Campedelli dentro un centrocampista con propensioni offensive come Gianluca Turchetta, anche lui ex Bellaria. Messo giù Malunga, calcio di punizione. Mustacchio, Giandonato, adesso De Frel, prova a dare lui la scossa, De Frel si scontra con Castiglia, rimane in piedi, attacca il francese centralmente, a far filtrare il pallone non ci riesce. Giandonato, lancio lungo, ci mette la testa Bamonte che adesso fa il centrale. Tabanelli, Bamonte dietro per Caldirola. Brighenti, ma che fallo è, chiede all'arbitro. Spinta evidente sulla spalla di Tabanelli. Ancora Pinzoni che grida a Vito Misuraca di spostarsi. Turchetta probabilmente andrà al cross, non ha la postura di chi cerca il tiro, infatti chiama lo schema in tantissimi a saltare. Palla però arriva sulla testa di Martinelli, ma è ancora Cesena con De Frel. Tocco arretrato d'Alessandro, morbido il pallone per Caldirola, sul sinistro Caldirola, Pinzoglio non trattiene, Martinelli in calcio d'angolo. Bel finale di gara.
fa battere Turchetta, chiama ancora lo schema Alex Bellaria. Ecco il cross, Pinzoglio, neanche una palla trattenuta, tutte respinte. Ancora Turchetta sulla sinistra, sempre con il mancino, ci mette la testa a De Frel, se non ho visto male, ma ha spinto, ha commesso fallo. Calcio di punizione, la Bamonte. Tifosi del Cesena con orgoglio sventolano le bandiere. Il Cesena è ad un passo però, la seconda sconfitta consecutiva. Nella terza giornata il Cesena giocherà contro il Novara al Manuzzi, mentre per il Vicenza trasferta a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia. Giornata che si giocherà nel prossimo weekend. Si inizierà sabato alle 18 con Modena Varese, poi alle 20:45 match molto bello come Verona Regina. La domenica tutto il programma alle 15. Alle 18 gustoso antipasto del posticipo tra Spezia e Brescia, e poi alle 20:45 gran finale proprio con Cesena a Novara, sfida che abbiamo visto qualche mese fa in Serie A. 3 minuti di recupero, si giocherà sino al 48esimo. Stacca De Frel, recupera il Vicenza, occhio a Pinardi, tutto solo sulla destra, visto e servito, cross immediato, la chiusura di Bamonte, poi Caldirola, rinvio con il sinistro, Castiglia, De Frel rischia un po', Caldirola, altro rinvio con il mancino, in testa Brighenti, Gianni fa impennare altissimo il pallone, doppio buco di Mustacchio Iori, palla però per il Cesena, eccolo Manuel Iori, apre subito sulla destra, sale Gessa, cross verso Graffiedi, incredibile come il Cesena neppure nel recupero porti qualche altro uomo in area di rigore oltre a Graffiedi. Mancano 2 minuti, poco meno, al triplice fischio. Ecco Campedelli dice andate tutti su. Qui Pinardi all'indietro, Castiglia forse con un braccio, comunque Cesena. Iori apre sulla destra, il cross basso, facile facile per Pinzoglio, che può addirittura controllare con i piedi. Palla direttamente in out. Pallone per Pinardi, posizione regolare, è tutto solo, Pinardi sceglie l'assist per Malonga, chiude il match Dominique Malonga con la sua doppietta al 48esimo, Vicenza batte Cesena 3-1. Pinardi, grande altruismo per Malonga, si ripete l'azione del secondo gol, l'assist di Pinardi, il gol è di Malonga, palla in rete e il Vicenza che chiude con il gol del 3-1, una partita in cui ha sofferto più di quanto avrebbe dovuto, visto che era sul 2-0 in 11 contro 10, se l'è complicata, alla fine l'ha risolta con il secondo gol di Dominique Malonga sul secondo assist di Pinardi, entrato al posto di Gavazzi, e vince il Vicenza. Rimane a 0 il Cesena, il Vicenza sale a quota 3 punti in classifica. Può davvero tirare un sospiro di sollievo Breda, che sul 2-1 e con il Cesena all'arrembaggio ha tremato davvero tantissimo. Finisce il match del Menti
vince il Vicenza per 3-1. Al 14esimo il vantaggio di Misuraka su assist di Gavazzi, che poi ha lasciato il posto a Pinardi che ha siglato l'assist del 2-0 al 31esimo per Malongà. Gol spettacolare al 48esimo in chiusura di primo tempo su calcio di rigore per il fallo di Martinelli su D'Alessandro. Il gol di Graffiedi in chiusura al 93esimo. Il gol in contropiede di Dominique Malongà, la doppietta per lui. Il 3-1 con cui il Vicenza archivia la pratica cesena. Eccolo il racconto numerico del match. Nel primo tempo, vi ricorderete, il Vicenza era in netto vantaggio sul possesso palla. Il Cesena ha giocato un secondo tempo molto gagliardo, ha tirato in porta non tantissimo, ma tanto rispetto a quanto ha fatto vedere nel corso del primo tempo. Non è riuscito a far male a Pinsoglio e alla fine ha dovuto subire il gol del 3-1 siglato da Malongà. Giocatori del Vicenza che vanno a fare festa sotto la curva dei biancorossi. Abbraccio di Breda con i dirigenti del Vicenza, Pinsoglio e Malongà, due assoluti protagonisti di questo match. Malongà senza dubbio uomo partita Sky, ma anche Pinardi ci ha messo del suo e ci ha messo tanto del suo. L'esperienza non solo, ma anche la classe di un giocatore come Alex Pinardi, che è rimasto al Novara o è tornato al Vicenza, è tornato alla Vicenza come volete, ma ha fatto sicuramente la fortuna della squadra biancorossa in questa serata. Malongà che prende gli applausi e complimenti anche di Nicola Campedelli. Non un grande avvio di stagione per il fratello del presidente del Cesena, che ha perso la prima in casa 3-0 contro il Sassuolo, anche 3 ne ha subiti nel secondo match qui al Menti di Vicenza. Vicenza che però ha meritato, soprattutto nella prima mezz'ora, ha messo sotto la squadra ospite con i 2 gol che poi sono valsi ai biancorossi i 3 punti. Chiusa nel finale la gara dalla doppietta di Dominique Malongà. E allora 3 punti per il Vicenza, 0 per il Cesena che però ovviamente può rimanere in vantaggio sulle tante squadre che partivano con le penalizzazioni. Andiamo a vedere alcuni risultati. Ci sono altri finali in Serie B. È finita ad Ascoli, ha vinto il Bari per 3-1, ha vinto la Cittadella sul Grosseto 2-1, 1-1 tra Verona e Spezia, ha vinto la Regina contro la Pro Vercelli, vittoria del Sassuolo 2-1 sul Crotone, ha vinto il Modena sulla Ternana, anche la Ternana rimane a 0. Il Varese in trasferta ha vinto sul campo del Lanciano per 2-1. E poi l'anticipo di oggi pomeriggio tra Novara e Empoli per 2-2, mentre si sta giocando ancora Brescia Juve Stabia. Sono nel recupero. Andiamo a vedere le tante emozioni di questo match che è partito con il Vicenza all'arrembaggio. Partita molto forte la squadra di Breda, con il Cesena ancora con la testa probabilmente alla scoppola subita nella prima partita del campionato. Qui Malongà cerca di caricare il destro, trova lo spazio, nessuno lo chiude, ma non trova lo specchio della porta. Tanta potenza, poca precisione per il centravanti francese. Ancora Malongà, altro tentativo in contropiede, questa volta è completamente isolato, prova da più lontano in maniera più scordinata, non trova nemmeno qui lo specchio della porta. Il cross per l'uscita di Ravaglia, solo quello che accade poco prima del gol del vantaggio, compreso questo tiro cross di Minesso, facile per Ravaglia. Al minuto numero 14 Malongà apre per Mustacchio, da questi a Gavazzi, il cross di Gavazzi per Gianvito Misuraka, il gol dell'1-0. Facile per il numero 2 del Vicenza mettere in rete il cross perfetto disegnato di Gavazzi, che poi dovrà lasciare il campo a Pinardi per una, credo, distorsione.
Questa è l'unica azione degna di nota del Cesena nella prima mezz'ora. Colpo di testa spizzato all'indietro, favorisce Succi che però con il destro non riesce a dare molta potenza. Qui ci prova Caldirola, pallone lontanissimo dalla porta. Fuori Gavazzi, quindi dentro Alex Pinardi, tanta qualità nel Vicenza. Ci prova qui Graffiedi che si gira bene, prova l'acrobazia, trova il portiere avversario pronto. Qui l'acrobazia la prova e ci riesce. Dominique Malonga al volo con il destro su assist di Pinardi, un gol bellissimo per il 2-0 del Vicenza. Siamo al minuto numero 31. La reazione del Cesena in questo destro di Marco D'Alessandro che da ora in poi si trascinerà la squadra sulle spalle. Qui ci prova Tabanelli sul calcio di punizione alto sulla traversa. D'Alessandro sarà il protagonista di questa azione che porta al calcio di rigore, palla rubata. Martinelli si aggrappa alla maglia seppur per poco, è comunque un fallo che convince Baracani a fischiare il rigore. Dal dischetto si presenta Mattia Graffiedi, eccola qui la trattenuta, evidente più che dura. Dal dischetto Mattia Graffiedi non sbaglia, rigore imprendibile che bacia il lato della rete. Squadra degli spogliatoi sul 2-1 con il Vicenza in 11 contro 10 per l'espulsione di Succi. Nella ripresa questa è la prima azione, come Mustacchio che crossa, Ravaglia respinge sul petto di Minesso che non riesce però a deviare in porta. Il cross qui di Mustacchio, non prende il giro bene, il pallone finisce direttamente in out. Ancora Vicenza, sempre sulla destra, Mustacchio per Pinardi, cross immediato. Ravaglia questa volta più sicuro. Castiglia dalla distanza, trova giusta posizione ma non trova il portiere disattento però. Qui ancora Castiglia, ci prende gusto, ancora una volta potente ma centrale il tiro del centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Qui Iori finisce giù, poi Graffiedi con il sinistro, bravo Pinzoglio perché non vede partire il pallone, riesce però ad allungarsi sulla sinistra e a deviare. Prova adesso in contropiede il Vicenza che trova spazio e qui Mustacchio però, così come in precedenza, spreca tutto con un cross troppo lungo. D'Alessandro, sempre lui, Graffiedi, l'assist è per Gessa, si trova un pallone un po' strozzato sul destro. Pinardi prova a fare tutto da solo, vince un rimpallo, Misuraca apre su Malonga e prova il dribbling, si trascina il pallone fuori, anche se il suo cross era stato deviato in fallo laterale. Campedelle chiede ai suoi di andare tutti in avanti, i suoi tutti in avanti ci vanno. Siamo al 93esimo, il pallone arriva dalle parti di Pinardi che tutto solo, invece di tirare però serve l'assist, Malonga con il destro, 2-0, anzi doppietta di Malonga, 3-1 del Vicenza, partita chiusa. Siamo al 93esimo e la partita non ha più nulla da dire, ha già detto che il Vicenza vince per 3-1, vola a quota 3 in classifica. È tutto dal Menti, un saluto e un ringraziamento da parte di Dario Massara.